A una settimana dal voto di Adria, il ballottaggio, sentiamo le parole del sindaco uscente Omar Barbierato. Adesso bisogna fare una scelta tra i due candidati sindaco rimasti. Al centro di questa scelta si parla di amare Adria. Allora, amare Adria non può essere uno slogan, non può essere una frase e basta. Amare Adria vuol dire difendere la sanità pubblica. Amare Adria vuol dire difendere l'ospedale pubblico di Adria. Un sindaco che ama Adria nel 2010 non firma per la nascita delle case di riposo di Porto Tolle e Rosolina, che oggi mettono in crisi le famiglie adriesi e gli ospiti della casa di riposo di Adria. Un sindaco che ama Adria nel 2016, quando tagliano l'ospedale di Adria, quando unificano le ULSS, sarebbe andato a Venezia a manifestare, come abbiamo fatto noi nel 2018 e nel 2019. Noi che amiamo Adria abbiamo fatto, insieme a questo ultimo dirigente sanitario, 5 primari. Stiamo lottando perché il CUP dia la risposta nei tempi giusti ai nostri cittadini. Siamo riusciti a riaprire Corte Guazzo dopo 20 anni.